24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto, Renzo Tondo, presidente della Regione del Friuli Venezia Giulia e Gerhard Dorfler, governatore del Land austriaco della Carinzia, hanno sottoscritto a Trieste, in un incontro trilaterale, una dichiarazione congiunta di approvazione dei testi dello Statuto e della Convenzione per la Costituzione dell'Euroregione, senza confini, della forma di gruppo europeo di cooperazione territoriale, ente pubblico di scopo a responsabilità limitata. Abbiamo posto una pietra miliare nei rapporti transfrontalieri, ha detto il presidente Zaia, e la firma di oggi è una tappa di quel percorso inarrestabile verso l'Europa del futuro. Vogliamo che l'Euroregione sia non solo un laboratorio di buone pratiche, ma soprattutto uno strumento per la condivisione di strategie comuni. Sono stati estesi anche alla realizzazione di nuove strutture ricettive alberghiere i finanziamenti agevolati tramite il Fondo di rotazione per il turismo attivato dalla Regione presso la finanziaria Veneto Sviluppo. Lo ha deciso la Giunta regionale su iniziativa dell'assessore Marino Finozzi. Si è manifestata una crescente richiesta di accesso al credito, ha spiegato Finozzi, anche da parte delle piccole e medie imprese turistiche del settore alberghiero che, proprio per affrontare e vincere la crisi, vogliono investire in nuove strutture, ottenibili con la ristrutturazione, il recupero o la nuova costruzione di immobili da adibire alla ricettività turistica e alla realizzazione di attività integrate dell'offerta e della qualità dei servizi turistici. La provincia di Verona si muove e si impegna sempre su più fronti, tra questi il PAT, Piano Assetto del Territorio, che fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili, e lo sportello unico per le imprese, vero e proprio centro di impulso per lo sviluppo economico del territorio. Il PAT è uno strumento evidentemente dei comuni con i quali la provincia sta collaborando in maniera assolutamente fattiva. È il lavoro di coordinamento che è la mission che deve avere la provincia, in maniera tale che i comuni modificano il proprio strumento urbanistico senza di fatto andare a modificarlo a danno dei comuni contermini. Quindi la nostra presenza assieme a quella della Regione nel coordinamento della stesura dei strumenti urbanistici nuovi dei comuni è assolutamente fondamentale. Questo è uno dei compiti delle province, questa è l'importanza della provincia. Poi dicevamo, no? Passiamo allora a parlare dello sportello unico per le imprese, come si muove la provincia? Anche questo è uno strumento urbanistico molto importante, noi ne abbiamo mediamente 3 o 4 al mese. Che cos'è lo sportello unico delle imprese? È uno strumento veloce che permette alle imprese che hanno voglia di investire di ampliarsi, di trasferirsi, di fare investimenti per la crescita del territorio, dell'impresa e dell'occupazione. Noi siamo assolutamente attenti a questo, vogliamo facilitare le imprese che vogliono investire nel territorio e in un lavoro assolutamente costante di collaborazione con i comuni che ce lo propongono, con le imprese che vogliono investire e con la Regione. Stiamo lavorando in questa direzione per dare ai nostri cittadini la possibilità di trovare nuovi posti di lavoro, per dare alle imprese la possibilità di essere competitive, di confrontarsi col mercato in questi momenti di grande difficoltà. Credo che questo sia assolutamente meritorio della politica della provincia, è una legge regionale che noi abbiamo inteso affrontare assolutamente con decisione proprio per dare una mano ai nostri territori e alle nostre imprese. 7 persone indagate per truffa e falso e 6 immobili sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un raggiro da circa 1.800.000 euro ai danni della Regione del Fondo Sociale Europeo e dello Stato. Nel mirino della Guardia di Finanza i vertici dell'associazione EFAL, accusati di aver simulato corsi di formazione e di aver indebitamente chiesto, con fatture false, rimborsi non dovuti all'ente regionale. L'indagine è partita da un normale controllo della sezione per la tutela della spesa pubblica della Polizia Tributaria, che ha riscontrato anomalie nella gestione dell'associazione che fino al 2008 curava l'organizzazione di corsi di formazione per lavoratori in mobilità o disoccupati con un programma che spaziava dal restauro al marketing.
Nei controlli contro le stragi del sabato sera, la Polizia Stradale del Veneto ha controllato complessivamente, in particolare nelle province di Padova, Rovigo e Vicenza, 180 automobilisti, 7 dei quali sono stati trovati alla guida in stato di ebbrezza. Uno di questi è stato trovato con un tasso superiore di 1,5 e quindi denunciato penalmente con sequestro del veicolo. È risultato in stato di ebbrezza anche un motociclista padovano uscito di strada e poi risultato positivo al test. La Polstrada di Padova ha inoltre denunciato un cittadino di nazionalità indiana per inosservanza dell'ordine di allontanamento dal territorio nazionale ed ha arrestato un albanese pregiudicato, già espulso dal territorio nazionale, che è stato processato per direttissima. Top manager, mega stipendi, addio. I sindacati dei bancari hanno firmato un appello per spronare le istituzioni a ridurre gli stipendi d'oro dei dirigenti degli istituti di credito. Tutti i particolari su industria e finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.